Dopo la strage del cavalcavia e l'incidente di sabato sera a Mestre che ha coinvolto 2 autobus elettrici Yutong in uso alla società di trasporti La Linea, c'è cautela da parte delle amministrazioni comunali che utilizzano nella loro flotta di mezzi del trasporto pubblico bus elettrici. Le verifiche, anche a Padova, sono scattate all'indomani della tragedia del cavalcavia di Mestre, costato la vita a 21 persone. Nella flotta di 550 mezzi in città sono presenti solo 2 autobus della casa produttrice cinese. Sono in servizio da 2 anni e fino ad oggi, secondo i report dell'amministrazione comunale, non hanno mai dato problemi. Bus Italia, già dopo l'incidente del cavalcavia di Mestre, per scrupolo li ha fermati e sottoposti a ulteriori controlli. In servizio a Padova ci sono diversi bus elettrici, gli Yutong, i bus che oggi tutti discutono, ne abbiamo 2. Bus Italia ha deciso di fermarli in maniera precauzionale dopo l'incidente di Mestre. Sono bus che in realtà già da un paio d'anni non hanno mai dato particolari problemi, sono già stati fatti delle ispezioni e tutto è assolutamente nella norma. Bus Italia dice che comunque attenderà ulteriori indicazioni su quanto emerge dopo l'indagine di Mestre per continuare, per rimetterli su strada. Una verifica che si è conclusa positivamente senza rilevare alcun malfunzionamento, ma in attesa di conoscere gli esiti delle perizie disposte dalla Procura nell'ambito dell'indagine sulla strage di Mestre, sono comunque sospesi dal servizio e non sono in circolazione. Nella flotta padovana sono presenti altri 5 bus elettrici in circolazione dal 2018, prodotti però da un'azienda diversa dalla Yutong.